Nel vialetto del giardino dell'abitazione di Via Rigato le carcasse annerite delle due auto, quel che resta dell'atto vandalico che ha preso di mira il capo ufficio tecnico del comune di Vigonza, Enzo Ferrara. Le fiamme sono divampate alle 3 di notte del 1° maggio e hanno distrutto le vetture del dipendente comunale e della moglie. I carabinieri e i vigili del fuoco hanno delimitato l'area dell'incendio. Quasi sicuramente un atto doloso, sembra sia stato utilizzato del liquido infiammabile per bruciare le auto. Il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, questa mattina ha presentato un esposto in procura. È un atto gravissimo e ho depositato un esposto proprio a tutela dell'ufficio e della struttura comunale e in particolar modo del capo ufficio tecnico per portare a conoscenza della procura appunto gli ultimi eventi, dopo che avevamo già fatto un esposto a febbraio perché il capo ufficio tecnico era stato oggetto di minacce e di atti persecutori e quindi la situazione ora però è precipitata e non possiamo accettare assolutamente una situazione del genere sul nostro territorio. Non è la prima volta che il capotecnico viene preso di mira. Nelle scorse settimane aveva ricevuto anche esplicite minacce da parte di alcune persone. Ora le indagini dei carabinieri dovranno accertare se ci sia un collegamento tra i due fatti. Su questo ci sono le indagini in corso e mi permettete anche di ringraziare l'Arma dei Carabinieri con cui siamo a stretto contatto e che fin da subito si sono mossi per individuare i responsabili e stanno vagliando delle piste investigative con anche degli elementi probatori forniti anche dal comune ma anche da altri residenti per cercare di individuare i colpevoli in maniera certa. Le fiamme hanno provocato anche danni all'abitazione. È scosso anche se ha un carattere molto forte e quindi ha deciso anche oggi di essere in servizio proprio per non piegarsi davanti a queste minacce.